benvenuti a un nuovo appuntamento con Lo Sapevo, la sfida del prologo della nostra regione. Questa è la seconda semifinale. Tra poco ci collegheremo via Skype con le prologo protagoniste di questa serata, ma prima vi vado a presentare il nostro filologico di fiducia, Claudio Romanzin. Buonasera. Mandi a tutti, buonasera e buone notte anche già che sì. Benissimo. Tu sei pronto? Sei preparato? Tutti i quiz li hai studiati a memoria? Sai tutto. Il friulano? Anche l'inglese, l'albanese, sai tutto, hai tutto qui dentro. Bene, quindi Claudio è pronto, ma saranno pronti i nostri protagonisti, i nostri capitani che sono collegati via Skype. Ready per la prologo di Moimacco, François per la prologo di Buia. Eccoli qua. Come state? Non è male. Bene, bene. Siete preparati per questa puntata? Siete in semifinale? Sì. Affronterete, una di voi affronterà Attimis in finale. Avete visto la puntata precedente? Ready? Sì. Un pezzo. Un pezzo, vabbè dai, sei stato onesto, almeno hai detto così. Pulsantiere sono i vostri telefonini, quindi siete pronti con il vostro telefonino per giocare e andare a conoscere il primo quiz della serata con il nostro cubo virtuale. Quindi subito andiamo a vedere il primo argomento della serata. Territorio, andiamo a vedere assieme la prima domanda legata al territorio del Friuli Venezia Giulia. Sono frazioni di quale comune? Queste che tra poco vedremo in grafica. Cimano, Aonedis, Villanova, di quale comune sono frazione? San Daniele, corretto, bravo François per Buia. Redi invece non conosce bene le frazioni di San Daniele. O è stato troppo No, sono lento. Sei lento? Però Buia forse più vicino, quindi magari poteva essere più veloce. Vabbè, 4 punti conquistati da Buia, ma adesso continuiamo, quindi Redi, fai attenzione con la pulsantiera, concentrazione. Vediamo chi è più sportivo, tra voi parliamo di Valerio Bertotto che proprio oggi compie 48 anni, quindi tanti auguri. Ne ha trascorsi però 13 all'Udinese dal 93 al 2006. Quante partite ha disputato in bianconero? Quasi 500, oltre 400, oltre 300 o quasi 200? Oltre 400, bravo Redi, ti ricordi precisamente quanti? Quante? No, proprio dotes, ma... No, come di tutte le partite che l'ha fatto Bertotto, il risultato di ogni partita, come Mike Bongiorno. Addirittura, C'è triste che tu sei? Semifinale è così lui, no dai, bravo dai. Comunque tu lo sapevi, eri convinto di questo numero? Ho sparato a caso. No. Beh, onesto, dai. Invece tu, François, proprio non ti ricordavi? No. No, assolutamente no. Allora andiamo a vedere il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale, l'argomento, così vediamo chi è più concentrato dei due e chi è più preparato su questo argomento. Enogastronomia. Si chiama Silene vulgaris ed è usata nella cucina tradizionale per insalate, frittate e risotti. Con quale nome è conosciuta questa pianta però? Sì, sclopit, non ho neanche avuto il tempo di leggere tutte le risposte che ha detto sclopit. Ti piace, Redi? Sì. Sì? Lo trovi nelle campagne, lì si trova, no? Un po'. È plain di È plain. A Buia anche, non sai, François? Sì, però è stato bravo, è stato più veloce. È che lui lo trova, tu no, allora sapeva dare la risposta da subito. Lo trova più facilmente a Moimacco. È una questione di, pochi scavi, pochi millesimi. È una pianta che cresce perduto. Una volta è chiatata addirittura in tune strade, aveva sbusato l'asfalto, veniva sulla sclopita dall'asfalto in mezzo alle macchine. Dove?
non puoi dirlo perché l'avevi appena inaugurata. Benissimo. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Quindi anche Redi ha conquistato... Zot, il mitico allenatore della nazionale che ha esordito come giocatore in Serie B nel 1946, ma con quale squadra tra queste? Pordenone, Pro Gorizia, Udinese o Triestina? Bravo Redi, Pro Gorizia. Tu François non te lo ricordavi? Non l'era neanche nessuno. Io ho sparato a caso, però troppo lento. Beh, ma neanche Redi nel 46 non è nato, eh? Pensavi che Redi fosse nato nel 46? C'è stato tu? Lo Ma sai, Disio, insomma. Invece tu eri nato, te lo ricordi? Io eri nasciuto, ormai eri l'allenatore, infatti allenatore a Berzotti e io che ho insegnato un po', che non capivo nostri, però dopo gli ho insegnato, è diventato bravo e insomma dai, bravutta ecco. Bravut anche tu Redi, vediamo la situazione, Moimacco 13 punti, Buia 4, ma François non preoccuparti perché sai che ci sono tanti altri quiz, c'è il gioco in friulano, poi c'è anche il tassello, quindi siamo solo all'inizio. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura. Secondo la tradizione popolare, che cosa non si deve fare la notte dei morti? Pulire casa, fare festa, svolgere lavori, cantare inni sacri. Pulire casa, vedi che a Buia sono precisi con le pulizie. Svolgere lavori, invece a Moimacco sanno precisamente cosa si deve fare la notte dei morti. Perché, Claudio? No, è la tradizione perché l'agno dei Moars appunto appassin i Moars e uno non l'ha di farsi chiattà disin non l'ha di essi né fur di chiase assolutamente né alla di essi impegnarsi come un agno sacre, sante, non si ha di lavorare, come che era la tradizione una volta che quando lava io il sorelle di sabato e di sera, si molava in tutti i lavori, nessuno lavorava i chiams una volta la domenica, per dire, no? Come si lavora quando lei, anche comunque François, se pulisce casa fa benissimo, cioè non è che adesso non devi pulire casa. Insomma, saranno contenti anche i Moars che arrivi a chiatti in net. Va bene. Bravo Redi, adesso vediamo la situazione com'è. Moimacco 16, Buia 4. Quindi hai visto che Redi poi è riuscito a dare subito diverse risposte e François ancora a 4, però come detto siamo ancora all'inizio. E io adesso volevo dare la parola a voi, partiamo da Redi che ci ha inviato delle foto che fanno riferimento ad alcune iniziative che voi siete riusciti a fare nonostante zona arancione, rossa. Di cosa si tratta per quanto riguarda appunto la Proloco di Moimacco, Redi? Dunque, allora nel periodo natalizio ovviamente abbiamo sospeso tutto, però siamo riusciti a fare le installazioni, diciamo, abbiamo allestito il presepe nella chiesa principale di Moimacco. Questo in particolare è un pannello che abbiamo realizzato per partecipare anche al concorso indetto dal settimanale Friuli, che abbiamo messo proprio davanti alla chiesa. E abbiamo appunto fatto anche altri 2 presepi presso l'area della chiesa di San Giovanni dove facciamo normalmente la festa a giugno e nella via principale di Botenico che è l'altra frazione. Inoltre abbiamo pensato di fare questi addobbi, diciamo, insieme a una lettera da mandare in ogni casa di ogni famiglia di Moimacco e questi addobbi sono stati realizzati a mano dai consiglieri della Proloco. Ah, bravi, si sono dati da fare anche i consiglieri, bene. E iniziative culturali invece a Buia, se non sbaglio, François, ci avete inviato anche voi delle foto, di cosa si tratta? Sì, esattamente, avevamo già inaugurato il 5 dicembre la mostra artisti sì, la mostra artistica non ti avevo sentito più. Trattano i loro lavori, vanno dalla pittura alla fotografia, alla scultura
ed è una mostra comunque che si sviluppa lungo tutto il centro del paese, nelle vetrine dei negozi e degli esercizi commerciali. Ed è stata prorogata adesso fino al 31 gennaio. Bene, poi c'è un'altra iniziativa che state ideando, insomma state cercando di organizzare tra poco, ecco, Artisti di Buia per Buia. Esatto, questa è l'iniziativa che è stata prorogata fino al 31 gennaio. Ah, ok, questa. Purtroppo noi il carnevale quest'anno dubito che riusciremo a organizzarlo, quindi ci tocca aspettare e sperare di riuscire a fare la nostra tradizionale festa di primavera, che è la Sagra del Toro, che si dovrebbe tenere a inizio giugno. Tutte le Pro Loco sono in attesa di capire cosa poter fare o meno, vero? Anche per Moemaco, insomma avete tutte le vostre feste, le vostre iniziative e quindi ci auguriamo. Stand-by. Com'è? Sì, siamo tutti in stand-by, siete in stand-by. finché non si capisce come si evolve la situazione. Io vi ringrazio anche per averci mostrato le vostre iniziative. Noi adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Fate anche voi un piccolo break, voi due a casa, bevete un caffettino e poi ritorniamo dopo la pubblicità per continuare a giocare e a capire chi andrà in finale tra la Pro Loco di Moemaco e Buia. Tra poco lo sapevo. Eccoci qua di nuovo assieme a Lo Sapevo, la sfida tra la Pro Loco di Buia e di Moemaco. In questa seconda semifinale 2 uomini al comando, Redi per Moemaco, François per Buia. In questo momento la Pro Loco di Moemaco è in vantaggio, ma François in questa pubblicità si è ricaricato, ha studiato e cercherà di fare in modo di battere in qualche modo appunto Moemaco. Redi adesso è serio, vedete che è serio perché lui non vuole assolutamente andare in finale, sarebbe la prima volta per Moemaco come per Buia, giusto? Esatto. Bene, adesso è arrivato il momento del nostro tassello, il memory tutto in friulano, Moemaco in vantaggio 16 punti, Buia 4, allora a François che è in svantaggio diamo la possibilità di scegliere le prime 2 caselle, un tassello dedicato ai laghi del Friuli Venezia Giulia. Scegli le prime 2 caselle. Allora, 3 e 5. 3, 5 dice. No, Redi tocca a te. 2. 2. 1. 1. No, François tocca di nuovo a te. 7. 7. E 2. E 2. Bravo, vai avanti. 3 punti. 8. 8. E 3. E 3 dice. Bravo, vai avanti. 4. 4. E 5. 5. Vai avanti, bravo. 1 e 6. Bravissimo. 3, 6, 9, 12 punti conquistati. Questa pubblicità ti ha fatto bene, vedo, François. Allora, 1-6 Lago di Doberdò, 2-7 Lago Redona, Borgo Movada, 3-8 Lago di Sauris, 4-5 Lago di Verzegni. Questo era il nostro viaggio nei piccoli laghi del Friuli Venezia Giulia, laghi che conosce bene François, meno Redi, sì. Ma per una questione di... No, è che ci ho il caffè decaffeinato. E invece lui ce l'ha bello forte, l'ha preso bello forte il caffè, esatto. Quindi si è svegliato tutto in un momento. E vedete che la situazione adesso è in parità, Buia 16 punti, Moemaco 16. Beh dai, una bella semifinale così. Che dite voi? Redi meno. Sì. Ivo mi ha appena attaccata, Dai, pronti con le pulsantiere perché adesso partiamo con altri quiz e andiamo subito a vedere il nostro cubo virtuale in quale argomento ci porta. Vediamo. Territorio.
Il vecchio ospedale di Udine, in centro città, in funzione dal 1782 al 1924, oggi è la sede della Polizia di Stato, del Comune di Udine, del Tribunale d'Università. Ed è proprio del Tribunale, facilitati questa volta anche dalla foto, Claudio. Beh, dipende, qui che è stata a Udine o a scuole o paralc, sicuro, non pensa ben, che quando vai in marina al giro anche di che sbandi lì, sì. Insomma, no? Però sì, è una, come che è succeduto di tanti sbandi, io vecchio ospedale ero sempre dentro la città e dopo naturalmente quando hanno trasferito fuori, che è succeduto in tanti sbandi, poi manco il Tajans, 50, 60, 40, 50, 60, hanno ristrutturato e sono strutture pubbliche, dunque che il di Udine alle come il tribunale, spero che nessuno di loro abbia più avuto fastidi di la chiattaio. Sì, però, insomma, Redi subito ha dato la risposta. Tu, François, non te lo ricordavi? No, sì, lo sapevo, ma sempre una questione di tempo, se è bravo, il è veloce, problema bravo. è che Buia è in collina, ha la strada che va su e giù, quindi anche le risposte sono così. Invece Moimans va poi via dritto. No? Io ho me pare che l'avvocato, anche no? Ah, ecco, va bene. Va bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Pronti con le vostre pulsantiere? Enogastronomia, ma legato al mondo dei vini. Quale di questi non è un vino autoctono friulano? Tazzelenghe, Traminer, Uccelutto, Cordenossa. Buia ha dato subito la risposta. François, sei un intenditore di vini tu? Oddio, l'esperto di vini no, però... Uno che magari piace sapere l'origine del vino, sì, no? diciamo che ho girato un po', sono stato in qualche... Cantina? Da qualche produttore di vini, quindi conosco un po' i vini autoctoni, almeno per nome sì. Redi invece? Sono andata a bere di una tabanda. Ok. Bene, allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Tanto sempre parità, Buia 20 e Macco 20. Immagino che noi abbiamo preparato delle domande di spareggio finale. 5 domande di spareggio. 5 domande di spareggio nell'eventuale possibilità di un pareggio. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Sport. Parliamo di rugby. Quante sono in regione le società di rugby che curano il settore femminile però? 1, 3, nessuna o 5? Buia, dicono tutti 3 e invece sono 5. Nessuno è esperto di rugby e nessuno sapeva l'esistenza anche di un settore femminile nel rugby. Claudio, tu ti ricordi quali? Conoscevo solo le duchesse di Gemona. Bravo, allora anche io prima di essere uomo eri femmine, giocavi a rugby nell'altra vita. Con le barbe? No, battutis. Quando giocavi a rugby e hai girato un po' che mi sono informato. No, sono praticamente ogni città ha la società di rugby anche femminile, dunque Pordenone, Guris e Trieste, e provincia di Udine invece no, ha un disegno un particolare perché non è Udine che ha la squadra femminile, ma sono due vivars in Friuli, provincia di Udine, una è appunto a Glemone e una alle Talabasse. Ah, bene. Così avete scoperto anche queste realtà sportive. Andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Questa è una sorpresa, avete più tempo e più punti in palio. Ti dirò che questa l'ho proposta anche ad una mia collega che è un'espertissima e non la sapeva. Quindi vediamo se le nostre due proloco sono preparate. Nel 1627, fuori Pontebba, Venezia fece costruire un'importante struttura per la tutela della Repubblica. Quale? Una stazione dei carabinieri, un lazzaretto, una fortezza, una caserma dei pompieri. Non una fortezza. Tutti hanno messo anche la mia collega, che è Paola Treppo, che saluto, mi ha detto una fortezza, e invece è un lazzaretto.
Esatto, Ecco. c'è che allora dobbiamo ricordare, ogni tanto i passi dal Furlan al Taliancus, Sì, così. dobbiamo ricordare che il confine in realtà era appunto a Pontebba, quindi Pontebba era punto di scambio di comunicazione, quindi non c'era lì la fortezza era chiusa forte, era esclusa. Però uno dei problemi più gravi che c'erano già all'epoca era quello del controllo delle malattie, e quindi prima ancora che la difesa militare Venezia si è premunita di proteggersi dal punto di vista sanitario. È stato costruito un lazzaretto proprio a Pontebba. Bene. Bravo Claudio, meno bravi i nostri due concorrenti, che questa proprio non la sapevano e tutti e due pensavano a una fortezza. Era più facile pensare a una fortezza per voi. Al borghetto. Sì. A intuito, diciamo, certo. all'epoca, sì. Va bene, andiamo avanti con gli altri quiz, andiamo a vedere il nostro cubo virtuale in quale argomento ci porta. Cultura. Parliamo di Giorgio Faggin, grande studioso della lingua friulana e autore di un importante vocabolario agli inizi. In realtà insegnava però lingua e letteratura americana, lingua e letteratura spagnola, storia dell'arte fiamminga, lingua e letteratura russa. Bravo François, bravo. Ah, Perché hai detto così? Cioè, non te lo aspettavi? Che lo no, sapessi? perché era la risposta giusta era che poi strambe, perché uno pensa che uno che si occupa di lenghis, all'insegni lenghis, no? Invece no, lei è un appassionato di arte. Tra l'altro lui non è neanche furlan, lei è di Vicenza, ma si vede che è parentato con chi di Buia, No. no? Boh. No, però sono una di quelle notizie, è una di quelle informazioni che magari leggi distrattamente e poi memorizzi perché proprio è particolare. A chiesa mea è un'altra maniera di dire, cioè uno si pensa nome limonadis, di solito è così, c'è le curiosità in italiano. Bravo François, bravo. Adesso sono curiosa di capire com'è la situazione delle due proloco, il punteggio, se è pronto. Chiedo alla regia, sì, Buia 23, Moimacco 20, ma non preoccupatevi perché siamo ancora alla seconda parte della puntata, quindi c'è ancora il gioco in friulano, c'è un altro tassel e diversi altri quiz. Noi adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità, non so dopo il caffè che cosa andrete a prendere a casa adesso. Ammazza caffè? La mazza caffè, bene. Quindi dopo la mazza caffè ci troviamo, lo sapevo, tra poco. Ed eccoci di nuovo assieme a Lo Sapevo, la sfida tra le proloco di Buia e Moimacco. Siamo in semifinale con i nostri capitani che sono collegati via Skype, François per Buia e Redi per Moimacco. Non ditemi che cosa avete preso in pubblicità, perché non voglio saperlo. Non si spia. Non si spia. Ma François, quindi Buia, è in vantaggio, quindi a questo punto chiederò a Redi, sì, Buia 23, Moimacco 20, la scelta della busta per il friulano, la 1 o la 2? 1. Scegli sempre la 1, vero? O no? No. Potevi dire Tanto di sì, no? alle compagne per siccome non sa che le dentro. Sì, no, ma di solito uno magari decide sempre quel numero perché è scaramantico, invece lui dice no, siccome l'ultima è andata male, scelgo l'1. No. Tanto arriva e c'è che arriva. No, ovviamente che avuto il lui. Va bene, ok. Hai scelto dal friulano l'italiano. E va bene. E le parole questa sera sono legate, almeno quelle che dovrai tradurre tu in un minuto, tu le dovrai tradurre in italiano, sono legate alla famiglia. Ok. Se la regia è pronta, partiamo con la prima parola in friulano. Om. Uomo, marito, Femmine. moglie, Gnecce. nipote, Miser. suocero, Zinar. genero, Madone. suocera,
Brut. Nuora. Cousin. Cugino. Bisavon. Bisnonno. Consuvrin. Consuvrin. Cugino secondario. Boh. Bravissimo, bravo. Bravo. Molto bravo, 10 su 10, 10 punti conquistati da Redi, la Prolocco di Mammaco. Questo significa che sei pieno di parenti, no? Sempre che li chiami in friulano e quindi sei preparato, giusto? No. No? Eh? No, non ti ho sentito. No, dico, questo vuol dire che sei talmente pieno di parenti, suoceri, cugini, che li chiami tutti in friulano ed eri La preparato. bottiglia sempre Maria su un sgrumpe. Bene, François, tu hai origini francesi, sei nato a Parigi, mi hai detto, ma conosci bene il friulano. Da quanto tempo sei qui in Friuli? Cioè sei nato a Parigi, poi sei praticamente da 32 anni. qua. Cioè da Parigi Sì. a Bui è stato un attimo. Esatto, tic e tac. Tic e tac. Allora, le parole, tu me le dovrai dire in friulano, io in italiano, riguardano il mondo della viabilità. Ok. Ok? Io le dirò in italiano, tu in friulano. Va bene. Un minuto di tempo, se sbagli si riparte. Partiamo dalla prima parola, che vedrai anche in grafica, strada, Strade. piazza, Place. curva, Curve. ponte, Win. segnale, Segnal. rotonda, Rotonde. incrocio, l'incrocio è... Oh. Cosa hai detto? Croccio. Crociò hai detto? No. Crociere. Sì. Vabbè, vicolo. Vicolo. Come? Cosa hai detto? Viucce. No, strada, ripartiamo, strada. Strade. Piazza, Place, curva, curve, ponte, segnale, rotonda, incrocio, vicolo. Tradute. Stradute, hai detto, no? Allora, vicolo si dice androne? Androne. Androne. Sì. Poi c'era bivio, beorchie o bevorchie Sì. Beorchie o bevorchie, sì. e aiuola alla fine. Questo è... Che chi è le più difficili, sì. comunque aiuola si può dire, dopo più parole, si può dire o ieche o strop. o plet. Anche plet. Plet, Sì. l'hai scritto Comunque di tu. solito ieche o strop. Quindi, caro François, Beh, bravo comunque, sì, insomma. sul vicolo mi sei caduto. 7 su 10. 7 punti su 10, non è male, eh? No, direi che insomma, puoi stare contento. Sì. Sei contento o no, François? Sì. Anche perché siete di nuovo in parità. Buia 30 Io e ce Marco robis. 30. Io ce robis. Le due fatte apposta. No, non l'abbiamo fatto apposta, è così. No, ho fatto io apposta. Ah, tu hai fatto apposta così. Grazie allora, grazie. Allora, andiamo a vedere i prossimi quiz con i nostri prossimi cubi virtuali e così andiamo a scoprire l'argomento. Voi siete pronti con le vostre pulsantiere e con i vostri cellulari, quindi andiamo subito a scoprire il prossimo argomento. Cultura. Quale di questi non è un attributo di Sant'Antonio, il santo eremita invocato contro le malattie, il maiale, l'asino, il fuoco, la campanella? Non è. Il fuoco non è la risposta esatta. L'asino
Redi ha dato la risposta esatta. Se è andato per così intuito... No, ho femmina che di Ossaria, quindi Sant'Antone le devot. Giusto? Giusto. Sant'Antonio in Effiesa è un santo tanto importante a livello popolare, uno dei primi grandi santi della cristianità. E ogni robe è leade a lui per, di queste robe lì, per una storia particolare. Il Fuc, perché secondo la tradizione lui è arrivato là dentro finta l'unfier e a rubare il Fuc al diavolo e dopo si lea la malattia, no? Il Fuc di Sant'Antonio. La campanella, perché siccome era protettore dei malati, dunque è associata ai malati che una volta impestasse, l'avevano a torco la campanella per avvisare quando entrava in quei paesi. Il Purcit, perché era l'usanze una volta di tenere il Purcit in paese per i poires, in realtà era per il predi, però dopo le latte finire per i poires. E aveva reclamato il Purcit di Sant'Antonio che lui gli dava di mangiare, e il mus è l'unica roba che proprio non c'entra noi. Non c'entra noi, eh. Bene, bravo Redi. François invece... Sant'Antone. Com'è? E lei anche ha detto, no? Che si dice, tu sei stato come il Purcit di Sant'Antone, no? I viot che tu hai conosciuto memoria anche tu, perché memoria mi diceva sempre, sei sempre a come il Purcit di Sant'Antonio. Siamo essi parentati a lui. Vedi che si scopre tutto. Va bene, allora andiamo avanti perché in questo momento Moimacco è in vantaggio di 3 punti. Sì, 33 punti Moimacco, 30 Buia, ma andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo argomento nel cubo virtuale. Vediamo. Territorio, e questo è un quiz che ci ha inviato il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmeier, che ringrazio e lo vediamo in video. Il territorio di Valvasone Arzene si caratterizza, oltre che per il centro storico di Valvasone, per la presenza di una serie di immobili di particolare valore. Immobili di origine medievale, che erano caratterizzati dalla presenza di affrescature. A San Lorenzo, in particolare, vi è l'antica chiesa parrocchiale, che al suo interno ospita una affrescatura veramente unica. Che cos'è raffigurato? Che cosa è raffigurato? Una diavolessa nera, delle pecore con i pastori, un angelo azzurro, una famiglia del posto. A San Lorenzo, nell'antica chiesa parrocchiale. Bravo Redi, bravi. A Moimacco sono precisi, ma andiamo invece a sentire proprio la risposta precisa da parte del sindaco di Valvasone. Ebbene sì, proprio una diavolessa nera, ma che per fortuna i nostri antenati hanno voluto incatenare all'ingresso di una porta laterale, proprio a dimostrazione del contenimento, del fatto che il male rimane fuori dalla porta della casa del Signore. Questo era un monito, un ricordo di qualche cosa di spiacevole, di brutto che era accaduto nella piccola comunità di San Lorenzo che faceva parte in epoca medievale di quella che era la contea di Valvasone. E così quando il visitatore entrava all'interno della chiesa si lasciava alle spalle il male per andare verso il bene, verso la luce che era garantita dalla fede in Cristo. E con queste affrescature erano decorate tantissime piccole chiese che caratterizzavano il territorio di Valvasone Arzene. Ad esempio la chiesa di Santa Margherita, piuttosto che la chiesa di Santi Pietro e Paolo, che è anche la chiesa parrocchiale di Valvasone, con delle affrescature riguardanti tutti i santi ai quali ci si rivolgeva per guarire da eventuali situazioni di malattia, perché Valvasone era un borgo nato lungo un cammino ed era un punto di sosta e quindi il viandante poteva rifocillarsi. Complimenti al sindaco di Valvasone Arzene, bravo, preciso. L'ha studiato il fantazio. Studiato. Bravo Redi, anche tu perché hai dato la risposta esatta. Sarà contento il sindaco di Valvasone che sarà anche felice di ospitarti e così farti vedere tutti gli affreschi. Caro Redi. E intanto Moimacco in vantaggio, 36 punti, Buia 30. Tu proprio, François, Valvasone non ci sei mai stato? No. Male. Questa volta il sindaco ti ritirerà l'orecchio. Troppo no.
Vabbè, andrai con Redi, così vedrai gli affreschi e conoscerai un bel posto della nostra regione, ok? Colena già beve, Come? Come? Ci andrò Ho detto sicuramente. Colena già il resto. beve, che sbandis lei. Redi, si fida di une. Va bene, andiamo avanti. Redi, concentrati adesso, perché sei in vantaggio. Come un pomodoro. Sei in vantaggio, ma sai che François è bravo e potrebbe anche superarti. Andiamo a vedere il prossimo argomento del nostro cubo virtuale. Sorpresa, avete più tempo per pensarci, ma anche più punti in palio. Quante sono le località del Friuli Venezia Giulia che aderiscono al movimento Città Slow, rete internazionale delle città del buon vivere? 4, 1, 2 o 3? Avete ancora 20 secondi per pensarci. E nessuno dà la risposta esatta, perché la risposta è una. Sì, è il nome une, che è Alessandro Nel. Ah. Sì, esattamente. Perché è da specificare che la domanda, parlo in italiano adesso, Sì. ogni 10 minuti per contratti e di chiacchierare per italiano. La domanda era specifica, cioè parlava di quello specifico circuito, poi il discorso più in generale di Città Slow diciamo è più ampio, però questa rete internazionale specifica vede un solo comune in Friuli Venezia Giulia, che è appunto San Daniele, quindi diciamo città del vivere lento, no? Del vivere Quindi lento. nel senso del vivere, del piacere di vivere, quindi gustare le cose, naturalmente è il paese dal per sud, ma non è nome perché, ecco. Dici che sicuramente non è una città caotica San Daniele. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo argomento del nostro cubo virtuale, sempre concentrazione da parte delle due prologo perché mancano pochi quiz e un tassello. Enogastronomia. Chi dei due sa cucinare? Noi la domanda Io è questa. No, questa è una mia curiosità. Redi, tu mangi se tu e vonde. È Aldeni con Bafrost. Tu, François? Sì, no, cucino volentieri. Qualcosa sì, vedi che bravo François. Almeno tu mi dai soddisfazione, no? Redi invece. Va bene, andiamo a vedere la domanda. Come si chiama l'involucro utilizzato per avvolgere la marcundela? Verza, Apepac, Plexiglass o Mento? Buia ha dato la risposta esatta, infatti François saprà sicuramente cucinarla, avrà sicuramente provato a mangiarla o no? François? Diciamo che più che la marcundela abbiamo un piatto tipico a Buia che è il crafù, però è avvolto sempre in questa retina, diciamo. Esatto. Bravo François, bravo. Hai conquistato dei punti, adesso io non ho visto il punteggio per capire qual è la situazione. Moimacco 36, quindi sempre in vantaggio, Buia 34. Ok, questa è la situazione. Andiamo avanti, abbiamo ancora un quiz prima di andare in pubblicità e poi ci sarà un tassello e altri quiz. Andiamo avanti dunque a scoprire il prossimo argomento nel cubo virtuale. Territorio, e qui abbiamo un video, dovete dirci dove ci troviamo in questo video, qual è il nome della località nel video, vediamolo assieme. Palmanova, Cervignano, Cividale del Friuli, Trivignano Udinese. Ed è Cividale del Friuli e Redi l'ha riconosciuto perché si tratta della Messa dello Spadone a Cividale. Che è del 6 di gennaio. Bravo, però non è che ti diamo punti in più. Bene. La risposta esatta, François, tu invece non ti sei... o è stato troppo veloce lui? Non hai È notato? stato troppo veloce, sono arrivato dopo. Ok, va bene, adesso andiamo in pubblicità, quindi un altro break prima del blocco finale che sarà determinante per capire chi andrà in finale in questa edizione di Lo Sapevo. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci qui di nuovo assieme, Lo Sapevo, la semifinale tra le Proloco di Buia e Moimacco, in collegamento Skype i due capitani.
Redi per Moimacco, François per Buia. Guardate che belli, sorridenti, tranquilli, eccoli qua, felici nel giocare qui con noi per capire chi andrà in finale contro Attimis la prossima settimana. Allora, vediamo com'è il punteggio, chiedo alla regia se può propormi il punteggio. Moimacco 40 punti, Buia 34, quindi facciamo così che il Tassel le prime 2 caselle le sceglie François, che è in svantaggio con la Proloco di Buia. Un Tassel dedicato a alcuni musei del Friuli Venezia Giulia nelle foto, quindi vediamo le caselle che così sceglie François le prime 2. Allora, facciamo 1 e 7. 1 e 7, no. Redi, tocca a te. 2, 2, 5, 5. Bravo, vai avanti. 3, 3, 8, 8. No. François, tocca a te. 1 1 e 8. e 8. Ok, continua. 4 4. Sì. e 7. 7. Ok, continua. 3 e 6. Ok. Quindi 9 punti conquistati dalla Proloco di Buia con François, 3 punti per la Proloco di Moimacco con Redi. 1,8 al Museo della Storia Naturale di Trieste, 2,5 al Museo Diocesano, le Sale del Tiepolo, 3,6 il Museo della Vita Contadina a San Vito al Tagliamento, 4,8 il Museo della Grande Guerra di Gorizia. Questo è il nostro viaggio nei musei del Tassel di questa sera. Bravi ragazzi, comunque François sul Tassel è davvero un campione, almeno in questa puntata. O è fortuna, sì. o a occhio, cioè memoria visiva. Sì, memoria visiva. Bravo François. Un pizzico di fortuna. Anche un pizzico di fortuna. Vediamo se la regia ha già inserito il punteggio dopo questo Tassel. Sì, no, ancora parità. Non sta chiamando me che io non c'entro. Però No, ma è incredibile. se arrivi in più di non arrivare in parità alla fine, va per piacere. Sì, perché ci mettono in difficoltà. Guarda, d'ora in poi, dalla regia, mi dicono che siccome siamo in semifinale, non faremo più vedere il punteggio. Partiamo da questa parità, 43 contro 43, e adesso vediamo come va. Partiamo con il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale, vediamo l'argomento. Voi avete le vostre pulsantiere e risponderete appunto con le vostre pulsantiere. Vediamo. Territorio, anche qui abbiamo un video e dovete indicarci in quale località ci troviamo in questo video. Guardate bene. Tolmezzo, Butrio, Gemona, Udine. Gemona, bravo, perché questa è la messa del Tallero di Gemona. Quindi l'hai riconosciuto subito. Bravo, Redi. È molto Hai conosciuto il veloce. frutto? Dimmi? Hai conosciuto il frutto? Ha conosciuto il frutto. Invece... Certo che Redi hanno il Pierto un MS, eh? Sì. non si direbbe a vederlo No, così. non so me, ma evidentemente. Fate il zago. Tu hai fatto il zago, sì. Ecco. Bravo Redi, François, però tu concentrati, Organista. François, tu concentrati perché sei sempre bravo a ribaltare il tuo risultato. Quindi andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cos'è in furlano? Cioè che cos'è, come si dice in friulano? Voi riconoscete l'oggetto misterioso in italiano, cioè, e poi però la diamo per valida, la diamo valida se poi ci date la risposta in friulano. Andiamo a vedere l'oggetto misterioso. Che cos'è? Sarà un mirtillo, ribis o lampone? Avete ancora 19 secondi per scoprirlo. Buia dice
è lampone ed è corretto, ma François deve dirmi il lampone in friulano. Allora, noi a buio lo chiamiamo frambue. Giusto? Frambue o frambule? Sì. È corretto. Tra l'altro Quindi- lui come francese alle renti agevolate, perché praticamente al sommet alla parola francese, vero? Framboise. Framboise. Bravo. Bene, risposta esatta. Bravo François. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti a scoprire il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. E l'argomento. Cultura. Vogliamo sapere come si chiamano gli abitanti di Porcia. Porcialani, Porcetti, Porciani, Purliliesi. Porcialani li chiamerai tu, ma non è così. E invece Purliliesi, è corretto François. Redi, tu pensavi di chiamarli Porcialani? No, è che non vedo bene con il segnale, quindi non riesco a leggere. Ok. Hai un problema di rete? Esatto, Non si pazienza. vede. Ok. Adesso vediamo se riesci a ripristinarlo, se riesci a dare una giorna, non so. Te lo dico visto che sono gli ultimi quiz di questa Vedi che si vede semifinale attaccato tra lì. Buia e Moimacco. Abbiamo ancora 2 quiz. Ok? Stabilita la rete? Mi vedi? No, è sempre uguale, ma andiamo avanti. Vedi che non si vede. Ok. Andiamo avanti, leggerò meglio la domanda e le risposte a questo punto, così Grazie. senti. Mi Ok? raccomandi. Andiamo avanti, allora vediamo il prossimo cubo virtuale. Sorpresa, questo è un quiz che ci ha inviato il sindaco di Valvasone Arzene e che ringrazio. La sentiamo assieme. Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia, è nota anche per la presenza all'interno del centro abitato di un castello che addirittura è citato in documenti dell'inizio del 200. Questo castello ha ospitato vari personaggi, ce n'è uno in particolare che ha segnato la storia d'Europa. Di chi si tratta? Di chi si tratta? Napoleone Bonaparte A, Napoleone III di Francia B, Luigi Bonaparte C, Adolf Hitler D. François ha dato la risposta esatta, è Napoleone Bonaparte. Hai sentito le risposte, Redi? Sì, 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 sì. Ah, È un ok. po' più Ok, però François è stato veloce e ha dato la risposta corretta. Si è perso in mezzo ai parenti perché c'era un tre Napoleoni, un d'Urdi che l'altro, e lui... Allora, finché l'era di Clamai Usinar, Nisser, lui all'era, però dopo mi è colato. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, allora. Facciamo... C'è la risposta del sindaco di Valvasone, giusto? Lo sentiamo. Giusto, proprio Napoleone Bonaparte, che dormì la notte fra il 16 e il 17 marzo 1797 nel castello di Valvasone. Vi dormì e ebbe sicuramente l'occasione di poter vedere il piccolo teatrino appena realizzato, che ancora oggi è esistente ed è conosciuto come il teatrino settecentesco del castello di Valvasone. Ed è uno dei teatri più piccoli d'Italia, merita sicuramente essere visto. Ma Napoleone perché dormì a Valvasone durante la campagna d'Italia? Perché preparò la battaglia del Tagliamento, che poi vinse e grazie a questa vittoria ebbe l'opportunità di negoziare con gli austriaci la loro resa, in quello che è il famoso Trattato di Campo Formido.
E della battaglia di Tagliamento, che è evidentemente nell'epopea napoleonica un momento cruciale per la sua ascesa al potere, se ne fa menzione anche nell'Arco del Trionfo a Parigi. E quindi possiamo dire che di Valvasone si fa menzione anche in uno dei monumenti più importanti di tutta la Francia. Bravo davvero, il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Marmeier, davvero molto preciso e bravo nel promuovere il suo territorio, quasi un documentarista in questa trasmissione. Sì, bravo, perché lei al sa, volevi il nome di una piccole robe che senza gli avai noi a Voleson, però Napoleone praticamente l'ha dormito perduto. Cioè, manchi il nome che al fosse venuto a dormire a chiesa me, che lo mettevi in taglietti in bande e poi insomma. Perché ogni paese qua ha dormito, si è fermato Napoleone. Però a Voleson par da bon, ecco lì a manco li si sicuro. La fogliata lieta. Ok, andiamo a vedere il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale dell'ultima domanda di questa semifinale. Territorio. In questo caso vedrete il video, dovete dirci il nome della località nel video. Qui secondo me siamo a Precenicco, Palazzolo dello Stella, Latisana, Carlino. Buia dice Palazzolo dello Stella non è corretto, Redi dice Latisana non è corretto perché è Carlino, è valida pesca di Carlino. E questa era l'ultima domanda. Chiedo alla regia, c'è un caso di parità? No. Siamo salvi con le domande. Ma per fortuna, perché ieri già chi pensavi la domanda di fa. Allora, a questo punto dobbiamo vedere chi andrà in finale. 9, no? Chi andrà in finale? Io non ricordo il punteggio, sinceramente. Andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e chi affronterà in finale la Proloco di Attimis. Hai vinto io. Maimaco 46 punti, Buia invece ha realizzato 60 punti e va in finale. La Proloco di Buia vince e va in semifinale contro Attimis. Che poi Buia è una Proloco che per la prima volta partecipa a questo quiz, ha perso nella prima fase, è stata ripescata e adesso va direttamente in finale grazie a François che questa puntata, ma anche nei quarti di finale, siete riusciti a passare. Complimenti François, la prossima settimana affronterete Attimis. Complimenti a Maimaco comunque perché È stata una bella mi dispiace sfida. che... No, dispiace se Sì, ha avuto dei veramente una problemi di bella sfida. collegamento anche, davvero. Pazienza, è un gioco. Oh, chiatai se bevi un gatto insieme, dai. Si potessi... Vabbè, vi organizzate. Il taglietto lo berrete a Valvasone, offerto dal sindaco Marcus, dopo lo avviso, e così vedrete, vi farà la guida turistica e vi porterà in un bel baretto da qualche parte. Però ok? state attenti che non vi porti dove ha dormito Napoleone, perché a lei lieti in che modi fa. François, complimenti, ma complimenti anche alla Proloco di Maimaco, a tutte le iniziative. So che siete molto legati al vostro territorio, quindi complimenti a Redi, a tutti i consiglieri e a tutta la Proloco, davvero, a tutti i rappresentanti della Proloco. Grazie Redi. Grazie. Grazie a Claudio Romanzin, il nostro filologico di fiducia, che per questa sera termina qui e ci troveremo alla prossima edizione. Chi vivrà vedrà. Vedrà, perché la prossima puntata ci sarà Feliciano Medeot, il direttore, ci sarà il capo, il boss, ve lo chiamate così, e François, quindi preparati perché la sfida è contro Attimis e quindi la prossima settimana ci si rivede. Grazie François, grazie alla Proloco di Buia e grazie mille. Alla regia di Perangelo Buttazzoni, assieme a Martina Beraldo e a Francesco Snidero. Grazie a voi per l'attenzione, vi auguriamo una buona notte, io e Claudio. Ciao Claudio, mandi buonanotte. Mandi, notte, ciao.